13 e 14 giugno, Santo Stefano Quisquina, Sagra del formaggio e dei prodotti tipici. Siamo arrivati alla 17ª edizione. In questo posto il formaggio non è solamente una tradizione, ma è una cultura. In tanti sono venuti qui in occasione di questa sagra, segno che ormai Santo Stefano è apprezzata e conosciuta non solo in tutta la provincia di Agrigento, ma anche in tutta la Sicilia per i suoi prodotti tipici. Non solo stand, ma anche degustazioni e tante manifestazioni collaterali per intrattenere il numeroso pubblico. Un giudizio su questi prodotti tipici di Santo Stefano? Stiamo arrivando proprio adesso, quindi è il primo assaggio dei dolci che stiamo facendo, però siamo venuti quasi ogni anno, perché è piacevole venire qua, una bella cittadina, si sta bene, aria fresca, formaggi buoni, dolci buoni, quindi si passa una mezza giornata in famiglia, diciamo. Da dove venite? Da Villafranca Sicula. Un suo parere su questo formaggio, com'è? Fenomenale, proprio divino, genuino e buonissimo. L'ha comprato? Lo devo comprare, lo sto assaggiando, però vedo che ogni stand ce n'è uno meglio all'altro e uno sta facendo confusione, però penso di fare una buona scorta. E da dove viene? Da Raffadali, Con chi è venuto? con la famiglia, siamo tutti insieme, un gruppetto di amici, approfittiamo di questa bella giornata e di questa bella festa. Ma è buono anche perché i pascoli nella zona sono ottimi, sono sempre verdi, quindi c'è molta dolcezza, ecco perché c'è questo afflusso di persone che viene a Santo Stefano Quisquina. Lei è di Santo Stefano? No, io sono sposato a Santo Stefano Quisquina da 35 anni. Da dove venite? Palermo, Che ne pensa di questi formaggi? ottimi. Io amo talmente formaggi che secondo me se non venivo io qua la sagra non era completa, l'annullavano forse. Viene ogni anno? No, è la prima volta, devo dire. Da dove viene lei? Io da Alessandria della Rocca. Si è fatto un'opinione su questi formaggi, che ne pensa? Sono da sono buoni, li consiglio. Grazie per questa opportunità che ci ha dato Santo Stefano di poter gustare questi prodotti tipici della zona dei Monti Sicani. Buona giornata a tutti. Una vostra opinione su questa giornata, su questa sagra? Allora, sono appena arrivata, sono di Sciacca, comunque è una bella occasione per conoscere i prodotti tipici di Santo Stefano. Ho già assaggiato alcuni formaggi, sono veramente deliziosi. Comunque sono venuta diverse volte, ho avuto diverse volte modo di poterli assaggiare. Complimenti davvero, una bella festa. Quali sono i formaggi più richiesti? Ma in primis direi il pecorino perché è il fiore all'occhiello dei prodotti lattiero-caseari di Santo Stefano. E il pecorino nelle diverse stagionature perché abbiamo il primo sale che fino a 10-15 giorni viene consumato così fresco, poi il semistagionato che raggiunge una stagionatura fino a 40 giorni e quindi poi avendo un gusto più forte è buono sia da tavola che da grattugia successivamente. Quindi diciamo il pecorino in primis, però abbiamo diverse tipologie di formaggi pure a pasta filata di latte di vacca, tipo le caciotte bianche o affumicate, oppure il caciocavallo sia tipo il ragusano che caciottone affumicato, che è un ottimo prodotto, e poi la ricotta salata ed altri prodotti simili.
Qual è il segreto dei formaggi di Santo Stefano Quisquina? Allora, il segreto innanzitutto la natura è stata con noi, è stata magnanima perché noi abbiamo dei pascoli assolutamente salubri, abbiamo acque in abbondanza, quindi dico, in primis è il discorso dei pascoli, poi è dell'alimentazione di conseguenza, poi il discorso è che qua il formaggio viene prodotto ancora con i metodi tradizionali all'antica, quindi usando il caglio naturale, con le attrezzature che si utilizzavano in passato, quindi conserva ancora quelle caratteristiche organolettiche che permettono al formaggio Santo Stefano di avere, diciamo, quel quid in più rispetto ad altri prodotti più industrializzati. Perché la ricotta di Santo Stefano è la più buona? Per la genuinità, abbiamo l'acqua e pascoli buonissime. Da quanti anni è che lei fa ricotta? Da 50 anni. Questa è la mia tradizione e lavoro per la genuinità. Il vostro è uno degli stand che raccoglie più affluenza, come mai? Allora, noi abbiamo vinto il premio come migliore pecorino siciliano DOP quest'anno nella produzione 2014-2015. La nostra azienda ha particolare cura per le materie prime, quindi per il latte che viene ottenuto soltanto da allevamento vino esclusivamente dalle nostre pecore, che si nutrono esclusivamente nei nostri pascoli. Per cui la nostra cura è soprattutto nell'alimentazione, nella mungitura. È una cultura, una tradizione che dura da anni e anni e il risultato è stato molto Un angolo della sagra è dedicato al cooking show. Sì, si tratta del secondo anno che proponiamo il Cooking Show, siamo la consulta giovanile di Santo Stefano. L'anno scorso abbiamo proposto questa iniziativa che ha avuto un gran successo e abbiamo ritenuto di riproporla quest'anno. Sono tutti ragazzi stefanesi che vedete all'opera che si stanno cimentando nella cucina tipica siciliana. Vedete, ci saranno i cannoli siciliani, uccerdone, le sfinge, sono tutti dolci tipici siciliani. Il biglietto costa €1, tutto a scopo di beneficenza. L'anno scorso abbiamo raccolto €400 da destinare al fondo Sabrina, che è un fondo destinato a delle spese sanitarie per chi non può permettersele. Anche quest'anno decideremo in che modo gestirli, probabilmente li destineremo alle famiglie bisognose, quindi invitiamo chiunque a partecipare a questa iniziativa premiando questi giovani che si stanno mettendo in gioco per noi a scopo assolutamente di beneficenza. Anche lei, Giorgio Scimmeca, ha scelto di essere presente a quella sagra di Santo Stefano Quisquina, come mai? Perché siamo una pasticceria giovane, da circa 10 anni abbiamo iniziato questa attività, io e i miei fratelli. Ci è capitata questa opportunità di venire qui a Santo Stefano per fare degustare i nostri prodotti e perché vogliamo farci conoscere sia per tutta la Sicilia anche per l'esportazione in Italia. Lei è stato il primo ad aderire all'associazione Addio Pizzo? Sì, sono uno dei primi commercianti che ha aderito all'associazione Addio Pizzo, che è un'associazione che si occupa della tutela di chi ha avuto richieste estortive. Io nel 2004 ho avuto questo problema, ho denunciato, poi nel 2005 nasce l'associazione, li ho contattati e da là sono nate una serie di iniziative come questa di fare i biscotti, impacchettarli e venderli un po' in giro per l'Italia. Lo consiglierebbe ad altri commercianti che si sono trovati o che si trovano nella sua situazione di denunciare? È l'unica soluzione perché ormai a distanza di 20 anni le cose sono cambiate, associarsi è importante. Pensate un po' che io sono associato da 10 anni e già fanno parte dell'associazione più di 1000 commercianti e questi 1000 commercianti che si sono associati, c'è gente che ha denunciato, ha fatto arrestare anche tante persone e nessuno di loro è successo niente, quindi l'associazione è il modo migliore di combattere la mafia e non piegarsi a queste generi di ingiustizie. Sácalo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor,
comprando? Sì, sono di Santo Stefano, sono degli ottimi prodotti fatti da questa azienda, veramente ottimi, specialmente le salse oppure le caponatine, oppure c'è un sacco qua di altri prodotti. Insomma, le piacciono tutti? Fatti come le facevano le mamme e le nonne. Se vuole chiedere cosa mettono, veramente, sono ottimi, oltre alla ricotta che abbiamo qua. E dell'ottima carne pure, dai montesecani. Le piacciono questi prodotti perché? Allora, intanto perché conosco le persone, sono delle persone incredibilmente serie, poi fanno un prodotto quasi biologico, riescono a produrre con ottima qualità, con grande cortesia, un rapporto qualità-prezzo semplicemente eccezionale. E poi c'è un discorso, sono degli educatori del mangiare, non sono dei produttori del mangiare, perché mangiare è cultura, perché educano la gente ad assaggiare ancora dei prodotti fatti in maniera eccellente, fatti con tutte le norme CE, con tutte le norme igieniche, fatti come si facevano una volta, come li facevano le loro nonne. I ragazzi che non sono voluti andare via da Santo Stefano, ma hanno voluto produrre a Santo Stefano, per la gente di Santo Stefano, esportano all'estero, esportano in America, con un grande ritorno, e non solo economico poco, ma con un grande ritorno d'immagine e per la gente di Santo Stefano, per il paese e per tutto l'interland e l'input produttivo che c'è nella zona. I suoi prodotti riscuotono successo, come mai? Perché sono dei prodotti genuini, artigianali, sono prodotti qua nel luogo, abbiamo una filiera corta, facciamo dalla piantina alla bottiglia direttamente in azienda. Nel suo caso il formaggio diventa arte? Sì, qui c'è una scultura fatta da dipinto il Caravaggio, con le puma, le mele, l'uva, le fico, le pere, tutte in caciocavallo. Da quanti anni è che fa queste opere d'arte? Ha finito dalla scuola, da 13 anni. Sì. Bilancio positivo, la gente è contenta, è venuta da tutta la Sicilia. Qual è il segreto di questa sagra? Io devo dire che con grande orgoglio che per il primo anno l'amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina ha avuto l'apporto e il supporto di tutte le aziende presenti sul territorio, dico tutte le aziende zootecniche, tutte le attività produttive che hanno fatto degli stand di alta qualità, e quindi non è stato un caso che abbiamo vinto il miglior pecorino DOP della Sicilia nel 2015, significa che veramente nel nostro prodotto c'è qualità e c'è eccellenza. Avete organizzato tante manifestazioni, tanti momenti diversi, un po' per attrarre i gusti di tutti. Assolutamente, abbiamo organizzato tanti momenti diversi, tanti momenti particolari, perché abbiamo voluto veicolare non soltanto il prodotto tipico, i formaggi, ma anche un momento di valorizzazione del territorio. Stiamo investendo sul turismo anche con altri tipi di manifestazioni, cito l'albergo diffuso Quisquina, cito l'itinerario Rosalie che collegherà l'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina con Monte Pellegrino. Per noi dico, il turismo rurale, il turismo d'eccellenza è un volano di sviluppo per il nostro territorio della Quisquina. Come è nata, come è stata organizzata questa sagra? L'amministrazione comunale ha voluto dare un taglio diverso, proprio un taglio di un evento finalizzato alla valorizzazione e alla promozione di un prodotto. Infatti alla sagra sono state associate anche altre attività. Ieri per esempio c'è stata la presentazione del dischetto rurale di qualità e la presenza dell'ONAF, dell'Associazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, e questo proprio nel tentativo, nell'intento di volere promuovere e valorizzare e di riconoscere quel prodotto, di tipicizzare questo prodotto. E questo a mio avviso è il modo migliore che si possa fare per salvaguardare il prodotto nel mercato globale, dove
può competere solo in termini di qualità e non per quantità, perché rimane un prodotto di nicchia. Un successo di pubblico. Ringrazio tutti coloro che sono venuti, in modo particolare quelli che praticamente sono arrivate da fuori dalla provincia. Facendomi un giro per le vie ho visto che ci sono diverse famiglie accompagnate di bambini che frequentano i vari stand, che gradiscono e che sono incuriositi, diciamo, da tutto quello che è esposto, alle degustazioni, ai laboratori. È una gioia per i bambini, dico, che stanno vedendo, dico, tutti questi animali che sono nei vari stand, gli asinelli e cose varie, pertanto diventa anche una questione didattica per i bambini stessi. Lei è il testimonial di eccellenza di questa sagra. Quando gli amici degli altri territori, delle terre sicane in questo caso, ti chiamano come testimonial, ne siamo ovviamente ben lieti e onorati a farli. Oltre il grande piacere di constatare la laboriosità dei pastori, dell'agricoltura, del settore agroalimentare, che anche se stente in Sicilia qualche segnale positivo c'è, come questo per esempio di Santo Stefano, e niente, insomma, quindi sono ben lieto oggi di constatare, di ammirare, di assaggiare le leccornie che fanno i miei colleghi, dolciari soprattutto. Pomeriggio mi cimenterò anche a fare un sensoriale per capire un po' quale potrebbe essere un ritocchino, come si può anche. Oggi la tendenza alimentare è diversa rispetto al passato, bisogna investire in ricerca scientifica, abbattere gli zuccheri nella crema di ricotta è fondamentale, quindi lavorarla col siero ancora tenero è un consiglio che potrò dare eventualmente ai pastori, a chi trasforma la ricotta per l'utilizzo del dolciario soprattutto. Per quanto riguarda invece Santo Stefano Quisquina? È la prima volta che vengo in questo territorio. Siamo partiti stamattina da Castelbuono, nelle Madonie accanto a Cefalù, alle 9:30, 3 ore. Quindi purtroppo la Sicilia stenta, anche perché appunto la viabilità, tutta una serie di parametri, c'è molta distanza fra una provincia e l'altra. Però vedo che c'è voglia di riscatto, voglia delle nuove generazioni di immettersi nel futuro, nelle politiche soprattutto agricole e agroalimentari, anche perché le nostre possibilità sono soltanto quello: turismo, industria del turismo e settore agricolo, che deve essere vincente per il futuro. Y bajo el mismo sol.